La Notte Bianca a Udine, un grande evento, importante anche per il commercio. Beh, è un evento importante per il commercio cittadino, nasce storicamente in simultaneità con l'avvio dei saldi nazionali. Quest'anno saranno 2 giorni di Notte Bianca, quindi insomma si partirà il 4 sera con Di Punto in Bianco, una cena in bianco che ormai da qualche tempo invade le vie cittadine per far rivivere in maniera diversa alcuni luoghi della nostra città. Il 5 mattina è confermato, quest'anno ci sarà il decennale, il concerto del risveglio con Re Manzovino, che è stato il primo attore di questo evento nel 2015, una giornata dedicata alle attività culturali, a eventi, arte e musica nei luoghi come questo che stiamo vivendo adesso in Corte Morpurgo, Loggia Lionello, Piazza 20 Settembre, alcune vie della città. La sera si chiude in Castello con un evento dedicato ai più giovani, quindi musica dei migliori DJ della nostra regione dalle 21 alle 23, poi dalle 23 all'1 di notte ci sarà un momento dedicato alla musica 90 e 2000, quindi abbracciamo tutte le fasce d'età e coinvolgiamo il più possibile i cittadini udinesi, ma non solo, quindi un momento importante per far visitare la nostra città, ma un momento importante anche per l'economia della nostra città.